Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea, appuntamento durante il quale torneremo sul tragico fatto di cronaca avvenuto questa mattina a Colloredo di Monte Albano, nella frazione di Caporiacco, nel quale c'è stata una sparatoria e un uomo è deceduto e una donna ricoverata in ospedale. Torneremo, come detto, durante il corso di questa puntata su questa tragedia, ma apriamo con notizie riguardo alla benzina, perché mentre la Slovenia ha calmierato per 30 giorni il prezzo del carburante, in Italia le tariffe sono scese di alcuni centesimi dopo le impennate degli scorsi giorni. I cittadini cercano di contenere i costi cercando i distributori più convenienti. Vediamo. Negli scorsi giorni vi avevamo mostrato le immagini delle file chilometriche per fare il pieno di benzina in Slovenia. Oggi siamo andati a vedere invece com'è la situazione in Italia, nella nostra regione. Siamo alla periferia di Udine, dove vediamo che la gente è alla ricerca dei distributori più convenienti e per cercare di risparmiare qualcosa cerca di adottare anche altri accorgimenti, come avvalersi del self-service, muoversi di meno in macchina, stare attenta ai consumi. E intanto il prezzo della benzina in Italia, che negli scorsi giorni aveva raggiunto livelli massimi, proprio da oggi ha cominciato a scendere di qualche centesimo. Di pochissimo, però poi dipende dai distributori e dalle ditte che forniscono il carburante. Per fortuna si è fermato, pensavo che salisse ancora. Immagino che stiamo arrivando verso il plafond. Rispetto al weekend, rispetto alla settimana scorsa, un minimo di discesa c'è stato. Lei viene qui per cercare di risparmiare qualcosa sulla benzina? Sicuramente adesso a questo periodo sì, però è da molto che vengo qui, anche quando la benzina non aveva questi prezzi. Si va a caccia del distributore meno caro, chiaramente. Se non c'è coda in questo distributore, chiaramente mi fermo volentieri, perché buttare via soldi non è la mia attività principale. Io di solito vengo appunto qua perché qua costa di meno rispetto ad altre parti. Poi appunto abbiamo anche la tessera, quindi è più conveniente rispetto sicuramente ad altre parti. Fare le code chilometriche oltre confine conviene? Dipende. Fino a un certo limite no, perché se sono pochi centesimi, pochi euro su un pieno no, ma se io avessi l'esigenza di una spesa più grande, a quel punto lì diventerebbe conveniente. Per me è troppo distante andare là. C'è molta differenza di prezzo, soprattutto con la Slovenia, ma lei rimane qui a fare il pieno in Italia. Sì, rimango qui in Italia perché non vedo perché devo andare a rimpinguare le casse della Slovenia e depredare le casse italiane. È meglio che le casse italiane vedano di limitare le accise. So di qualcuno che va lì a far benzina, ne ho sentiti diversi amici miei. Però per te è troppo lontano. Al momento sì, anche per questioni di tempo. Probabilmente se avessi più tempo ci farei un pensiero comunque. Andare fino alla via, fare un'ora di coda, poi c'è anche la strada, bisogna fare i calcoli anche. Lei comunque nella quotidianità sta più attento in generale per risparmiare qualcosa, non soltanto sulla benzina, ma anche in altri settori, insomma, della quotidianità? Vado meno in giro con la macchina. Penso che tutti adesso abbiano iniziato a frenare un po'. Se devo fare una cosa cerco di accorpare lo stesso viaggio con più servizi, insomma. Cerco di muovermi il meno possibile, solo quando devo andare via. Non ho baruffato con mia moglie, ma ho detto a mia moglie che bisogna cominciare a stare attenti. Io ho benzina e oggi spendo 35 euro scalando l'importo La tessera regionale. esattamente. Ho benzina, ho speso 60 euro, che è anche meglio di quello che pensavo. Voltiamo pagina, è stato presentato dalla Fondazione Friuli il bando Restauro 2022 rivolto ad associazioni, onlus e privati. 600.000 euro il valore del bando, sentiamo. Presidente Morandini, quello che colpisce guardando questa mappa è la capillarità degli interventi fatti in questi anni e soprattutto il valore aggiunto che viene dato, oltre ai fondi forniti dalla Fondazione Friuli insieme a Intesa San Paolo, ma anche quelli che portano alla fine il progetto finito sul territorio.
Ma l'aspetto della distribuzione territoriale degli interventi ai quali partecipa la Fondazione è un riferimento operativo per noi irrinunciabile, soprattutto per le difficoltà morfologiche che si riscontrano nelle province di Udine e Pordenone, più di metà del territorio è montano, e quindi l'impegno è quello di procedere all'attività di restauro, di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della nostra regione, intervenendo proprio là, nei paesini magari anche più isolati e più svantaggiati, perché questo credo che come attività di restauro possa essere considerato anche un grande veicolo di comunità, un grande veicolo di socialità, e anche facendo quegli interventi in quelle zone si cerca di dare un contributo alla lotta, al contrasto, allo spopolamento delle zone marginali. Oltre al fatto che possono diventare anche veicolo di attrazione turistica. Non solo, ma sono anche veicolo di economia e sono veicolo di reattività da parte delle comunità che trovano di nuovo qualcosa nel quale credere, qualcosa nel quale identificarsi, e credo che questo sia l'aspetto più importante di ogni attività di restauro. Assessore, lei ha sottolineato come progetti di questo tipo siano importantissimi anche per la sopravvivenza dei piccoli centri della nostra regione. Ma certo, perché ci sono persone che comunque hanno delle radici talmente profonde o, come dire, una pigrizia talmente innata che comunque non si spostano. Però dobbiamo pensare anche a quelli che si spostano per ragioni di lavoro, che magari farebbero i pendolari se avessero qualche ragione di legame che vada oltre quello stretto della famiglia. E lo spopolamento avviene certo per la denatalità, che è un problema e che va affrontato però a livello nazionale, e non è solo un problema culturale ovviamente, anzi le ragioni sono di carattere prettamente economico. Ma si spopola anche perché ci sono persone che si spostano dal loro comune. Non è che se noi gli restauriamo il castello, il palazzo che c'è nel centro storico, piuttosto che la chiesa, hanno di per sé una ragione per restare lì. Però con questo lavoro cominciamo a cercare di farli sentire più comunità, cominciamo a fargli vedere la possibilità che anziché ad andare a aprire un bar o un'attività di ristorazione nella città più vicina dove c'è il centro commerciale, possono magari pensare di aprirlo a casa loro, perché si può creare un flusso turistico tra il loro comune e quello che sta un po' più in alto e quello che sta un po' più in alto ancora, che hanno un percorso artistico, storico, che segue un filone comune? Io credo di sì. E queste sono le basi, queste robe qui, tutti quei puntini che vedete sono le basi per fare un lavoro di questo genere. Quaglia, Intesa San Paolo vicino alla Fondazione Friuli per questo progetto di valorizzazione di fatto del patrimonio che è il Friuli Venezia Giulia ha. Sì, io personalmente, come ho detto nell'intervento precedente, da friulano sono molto orgoglioso e felice di essere qui quest'oggi, e sono molto orgoglioso anche del sostegno che Intesa San Paolo ha rinnovato con la Fondazione Friuli proprio per la valorizzazione dell'enorme patrimonio artistico e culturale delle nostre terre. Ho visto la cartina e sono veramente rimasto colpito dalla numerosità degli interventi, ma soprattutto dalla capillarità degli interventi in territori davvero anche molto ma molto isolati o critici, quindi sono doppiamente felice. Prima di dare la linea alla pubblicità vi ricordo che nella seconda parte torneremo sul fatto di cronaca, la sparatoria è venuta questa mattina a Caporiacco. Saremo in diretta con Daniele Micheluz che ha raggiunto il luogo e ci darà tutti gli aggiornamenti sulla vicenda. A tra poco. Bentornati per la seconda parte di A voi la linea, in attesa di collegarci con Colloredo di Montalbano, con il nostro Daniele Micheluz che ci aggiornerà sulla sparatoria di questa mattina. Parliamo di emergenza profughi ucraini. A Sacile ne sono già arrivati 80, altri giungeranno nei prossimi giorni nella città dell'Ivenza. Il sindaco Carlo Spagnol, le strutture comunali sono in grado di ospitarne 30, poi chiederemo aiuto ad associazioni e parrocchie. Vediamo. Buongiorno da Sacile, siamo in municipio con il primo cittadino, con il sindaco Carlo Spagnol. Grazie sindaco. Bentrovati.
Sindaco, emergenza profughi nella sua città, 80 le persone ospitate che sono arrivate dall'Ucraina, siete uno dei comuni più virtuosi che avete cominciato ad accogliere il maggior numero di persone che sono scappate dalla guerra. Ecco, quali sono le previsioni per il futuro e soprattutto è partita già la caccia a nuovi immobili? Il fenomeno di questo movimento, di questo trasferimento è tutt'altro che prevedibile, e la dimensione stessa cambia di giorno in giorno. Noi cerchiamo di essere, come è stato detto, pronti. Alla data di ieri erano 80 le registrazioni presso la polizia locale, di cui 34 i minori. Su questo, insieme alle altre organizzazioni cittadine, in particolare la Caritas, il gruppo di volontariato e la protezione civile, e le tante disponibilità che abbiamo raccolto in questi giorni da parte dei privati nel mettere proprio a disposizione, oltre che beni di prima necessità e anche spazi, abbiamo organizzato questa accoglienza. Sappiamo che questi primi 80 si sono rivolti ai parenti, alle conoscenze, quindi vengono in qualche modo considerati come ricongiungimento familiare. È pur vero che di fronte a questa prima accoglienza sarà necessario essere in grado di dare delle risposte a medio e lungo termine, perché è evidentemente comprensibile che queste persone non si fermeranno poche settimane, e quindi va strutturato anche tutto ciò che concerne il servizio alla persona a medio e lungo termine, compreso anche, immagino, le attività scolastiche, e quindi anche con l'istituto comprensivo della nostra città ci stiamo attrezzando. È evidente che poi anche l'aspetto di una dimensione che crescerà ancora di più, immagino anche di persone che non avranno nelle prossime settimane il riferimento locale con parenti e conoscenti, andranno trattati, e qui entra in gioco anche entrano in gioco gli enti sovraordinati, quindi la regione e il rapporto diretto con la prefettura, per stabilire un criterio ancora più organizzato e strutturato attraverso una convenzione, dove è possibile anche ufficialmente, attraverso strumenti governativi, dare una mano anche economicamente a queste persone che arrivano in città e hanno bisogno di tutto sostanzialmente. Per quanto riguarda gli immobili invece, a che punto siete? Abbiamo a disposizione, naturalmente il Comune di Sacile si relaziona anche con gli altri comuni del distretto socio-sanitario, e quindi facciamo rete, e questa è una cosa più che positiva e tengo a sottolineare. Dal punto di vista degli immobili abbiamo spazi pubblici ovviamente limitati, perché gli appartamenti comunali erano già impegnati in situazioni in casi di emergenza che avevate già. Di bisogno, naturalmente. Su questo aggiungiamo le disponibilità del privato, che le stiamo valutando tutte in termini di agibilità e abitabilità che devono essere garantite, ben si intende, e potremo, come dire, essere pronti anche insieme poi alla parrocchia qui della città, che ha messo a disposizione degli spazi per una prima accoglienza di qualche giorno, naturalmente. Siamo grosso modo sui 25-30 posti che potremo mettere in disponibilità già dalle prossime giornate. Sindaco, a proposito di immobili, una bella notizia arrivata nei giorni scorsi da Federica e da Riccardi, che hanno promesso un investimento sul presidio ospedaliero della sua città. Sembrava, diciamo così, un po' bistrattato, no? Il nosocomio cittadino, invece ecco, arriverà nuova linfa, nuovo ossigeno, che servirà soprattutto per che cosa? L'incontro avvenuto con la direzione sanitaria, con il governatore Fedriga e l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, è stata l'occasione per aggiornare anche la comunità di quelli che sono gli investimenti che attraverso i fondi regionali del PNRR atterreranno a Sacile. Parliamo di 22 milioni di euro complessivi, quindi una cifra consistente per gli interventi per quanto riguarda l'ampliamento del numero di posti letto e la sistemazione, la ristrutturazione di aree e padiglioni per la disabilità. Una risposta naturalmente importante che guarda lontano, alcuni progetti potrebbero essere già messi in campo a fine di quest'anno. Naturalmente il Comune, insomma, ha il compito di accompagnare, anche oltre che di verificare che tutto questo vada a buon fine. Il presidio ospedaliero di Sacile naturalmente ha una serie di potenzialità che devono essere espresse anche per quanto riguarda la posizione e il riferimento per un territorio importante. Naturalmente
osservando che i bisogni sanitari rispetto a 20-30 anni fa si sono modificati e anche su questo bisogna adeguare i servizi e le strutture. Questo dunque è il sindaco della città di Sacile, Carlo Spagnol, che saluto e ringrazio. Grazie a voi. A voi la linea. Perfetto, e noi come vi ho anticipato ci colleghiamo con Daniele Micheluz che si trova a Caporiaco e ci dà le ultime sul tragico fatto di sangue avvenuto questa mattina. Daniele, ci sei? Sì, Monica, buongiorno ai telespettatori. Sì, da Caporiaco purtroppo un tragico fatto di sangue questa mattina attorno alle 9:30. I contorni però sono ancora tutti da delineare. Proprio a Caporiaco un uomo è morto e una donna versa in gravissime condizioni, pare colpita da un colpo di arma da fuoco. Secondo quanto è stato ricostruito, l'identità dell'uomo, del quale ancora non si conosce l'età, si tratta di Enzo Minisini, però ancora è molto difficile chiarire anche quale fosse il rapporto tra l'uomo e la donna. Stanno indagando i carabinieri, presente naturalmente anche il 118 che ha subito soccorso la donna. Noi abbiamo parlato anche con il sindaco di Colloredo di Montalbano, Luca Ovan, che ha detto di conoscere bene la vittima, ma anche lui non ha indicazioni ulteriori su questo, proprio perché è negato, diciamo, l'accesso al luogo del delitto, una vigna pare, e per cui al momento ancora i tratti sono tutti da delineare di questo tragico fatto di sangue appunto avvenuto nella mattinata di questa mattina. Cercheremo adesso anche con le forze dell'ordine, anche con le testimonianze, di riuscire a ricostruire sia il legame dell'uomo con la donna e sia di capire se è coinvolta anche qualche altra persona, oltre a queste due. Lo ripetiamo, un uomo, Enzo Minisini, è morto, una donna versa in gravissime condizioni, colpita da un colpo d'arma da fuoco al torace. Al momento più di questo non ci possiamo sbilanciare a dire, perché appunto la questione è ancora tutta in via di definizione. Sicuramente nel corso dei telegiornali, anche sul nostro sito internet, daremo conto di questa notizia non appena, ripeto, avremo un quadro più chiaro di quanto si sta delineando, ma insomma tant'è. Al momento le indicazioni chiare insomma sono queste, che purtroppo un uomo ha perso la vita e una donna in gravi condizioni. Al momento è questo. Monica, ti restituisco la linea. Perfetto, grazie Daniele. Quindi, come ha fatto anche il collega Micheluz, vi rimando per tutti gli aggiornamenti alle prossime edizioni dei telegiornali e a tutte le notizie che avremo costantemente in diretta sul nostro sito telefriuli.it. A voi la linea termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.